Signori, bentornati in un nuovo episodio di sto cazzo. Siamo di nuovo qui. Nello scorso episodio siamo entrati nel laboratorio X16 e abbiamo vissuto dei ricordi di Strelok, e ciò ci ha fatto pensare appunto che forse noi siamo Strelok, però rimane appunto un dubbio. Detto questo, signori, io vi invito sempre a lasciare un bellissimo like in questo video, perché grazie a questo video vedrete altri video, e sono dei video, è bellissimo. Siamo qua, guardalo lì, eravamo proprio arrivati qui. Dobbiamo andare avanti. Abbiamo inculato degli zombie. Abbiamo visto che comunque, vabbè, a parte che ragazzi c'è tipo un'ambientazione in questo gioco che è tipo fantastica. Oddio. No. Di nuovo quel bastardo che mi attacca con le cose. Questo mi stunna male. Forse se uso questo kit medico mi riprendo. Sì, il kit medico blu ti riprende da queste missioni tipo. No. Oddio. Ah, mi sa che era lui il mostro che non riconoscevo nello scorso episodio. È morto. Oddio, qua ci sono tipo delle... No, no, c'è tipo la morte con gli occhi. Guarda, no. Chi è questo? I documenti. Che diavolo sei, Strelok? Merda. Il fantasma. Ho un gran bisogno del loro aiuto. Quando tornerò dalla missione cercherò la guida al Cordon. Ci va spesso. Forse potrà aiutarmi a trovare il dottore. E se Strelok è ancora vivo, il dottore saprà dove trovarlo. Ma ci penserò dopo. Ora sono da solo in questa schifosa missione sotterranea. Vasiliev non conta, è un peso morto, ma mi toccherà proteggerlo. Vasiliev ha perso il coraggio all'ultimo momento. Quando la porta si è aperta è fuggito invece di disattivare le console inferiori. Non avrei dovuto contare su di lui. Strelok aveva ragione a diffidare di quei maledetti bugiardi. La mia unica speranza è raggiungere la porta prima del controllore. Allora, noi abbiamo raccolto 2 tute, raga. Allora, questa è uguale, solo che mettiamo questa qui che ha più condizioni. Questa qui invece è la tuta del fantasma. Molto più forte. Stranamente più forte. Quindi questa tuta la lascerei, che pesa tra l'altro un sacco. E abbiamo i documenti da portare al barista. Adesso per andarcene da qui, che poi ragazzi, se Strelok siamo noi, ipotizziamo sia così, cioè tutti i nostri uomini qua sono morti. Cos'è? Sono uscito? Penso di sì. Salvataggio. Mamma mia raga, proprio bello. Questo aveva un HP. Oh, Madonna, mi sono cagato, perché è sempre così. Allora, quasi quasi una K non lo rifiuterò. Aia. Dio mio, mi lasci lottare un minimo. Prendi delle bende. Dammi il kerosene, cazzo. Questo mi sa di esplosivo. Questo mi sa di morto. Oddio. Mamma mia. Allora, se li prendiamo in testa muoiono comunque, raga. Fateci caso. Appena entra il colpo in testa è finita per loro. Mamma mia, ma dove stracazzo sono? Guarda qua. Sotterrati quasi dalle macerie. Chissà da quanto tempo sono qua questi morti. No. Ok, fuori uno. No, no, no. Ai, ai. Ok. Dammi le bende. Niente, non hanno più i piedi, raga, basta, non li controllo più. Qui non c'è niente, lì c'è uno zoo. No! Oddio! C'è lo sgorbio mutato! Aia! È morto! È morto! Mamma mia di bordello, io vado di qui, eh. Guarda che passaggio segreto che abbiamo preso, raga, da qui ce ne andiamo direttamente. Godo. Vai via. Ah no, è dall'altra parte, perdono, colpa mia. Oddio, raga! Addirittura con gli elicotteri qui, pesanti si vanno. Ok. Ottimo lavoro, Marchiato. Aia. L'emissione è stata disattivata e sei ancora vivo. Arrivo. Però ti devo mettere in guardia. Abbiamo chiamato un paio di elicotteri militari in modo che ripuliscano la zona. Cerca di non stare troppo in giro se non è necessario. A proposito, ogni tanto fai un salto al nostro bunker. Ti va? Lo sto notando che ci sono gli elicotteri. E comunque sì, sto arrivando. Mamma mia che bordello che fanno gli elicotteri, però vabbè, è normale, però copre proprio l'audio del dialogo. Ok, sono qui. Possiamo le armi, ragazzi, non si sa mai. Salviamo. Ti apri? Oh. Ok. Hai fatto un ottimo lavoro, Marchiato. Ora che le missioni sono state disattivate, potremo di nuovo allestire le nostre spedizioni ed esplorare territori prima inaccessibili. Inoltre, d'ora in poi ti applicheremo dei prezzi di assoluto favore. Grazie. Ok, missione completata e nuova missione, eliminazione del campo. Allora, mi serve un lavoro e niente per me. Mi ha dato altre robe. Mamma mia, porta la tuta.
Vabbè, no, non mi interessano. Fammi vendere qualcosa. Allora, qui dobbiamo vedere una cosa. Allora, quest'arma che ho io ancora è in ottime condizioni. Questa K lo venderei. Quest'arma utilizza il 5,45, calibro che noi abbiamo veramente poco. Noi utilizziamo questo cos'è? 9. Ah, queste sono cartucce. Questo che 12x70 le cartucce. Ma io lo compro sto fucile a pompa. Quanto costa? 3000. Sì, sì. Sono pure le tute, quelle lì. Mamma mia, guarda che tute, raga. Queste sono cartucce 12,70, ok. E queste sono 9x30. Ok, quindi non è questa la cartuccia che utilizza. 5,56 sono per gli AK, posso venderli. La pistola, io venderei pure i colpi e venderei pure la pistola, tanto fa cagare. Volendo anche 3 kit medici, cioè sono utili, però possiamo venderli. Devo comprare le munizioni, mi serve il 5,45, dammeli tutti. Perfetto, e poi se hai delle cartucce lo apprezzerei tanto. Perfetto, abbiamo comprato 5.600, ma abbiamo venduto 7.000, quindi 2.000 ce li guadagniamo. A posto, affare della vita. Grazie mille, buon uomo. E là, cagare. Già ci stiamo, ragazzi, ci stiamo abituando, dai, ci stiamo abituando, diciamo, a questo gioco. Abbiamo tantissime cose da portare, elmo psionico, vedi? Abbiamo un sacco di robe da portare, penso al barista. Quindi adesso io andrei dal barista subito, raga, in questo episodio. Così vediamo la nostra prossima missione. Stiamo scoprendo sempre di più, tra l'altro, sul gioco. Il che si fa intrigante. E abbiamo un cazzo di fucile a pompa. Abbiamo i colpi dell'assalto. La pistola non ce l'abbiamo, perché onestamente fa cagare. Poi vabbè, vediamo, magari se ne troviamo una, raga, magari calibro 9 mm, che è il calibro più utilizzato, così almeno, diciamo, ci mettiamo un po' al sicuro per munizioni. Bene, io direi di raggiungere, raga, il barista. Ci sono ancora zombie qui? Sì, ma fa cagare un po'. Oddio. Oh, vabbè, guarda come ci sono. Dammi la granata. Ma sai che ti dico, raga, dai, dammi questa pistola. Salviamo, che qua è pericolosissimo. Ok, vivo per miracolo, ma ce l'abbiamo fatta. Qua ci sono 2 nascondigli pure, raga. Io vorrei vedere se riesco a prenderli. Però dobbiamo stare attenti perché ci sono anche loro qua. Ah, uno è qua. Ah, kit medici, raga. Oddio! Ma che cazzo sono? Mamma mia, sono tipo dei ratti, una specie. O non lo so, delle lucertole. Guarda l'altro nascondiglio. Ma è vuoto. Ma qua è dove c'era l'elicottero. Veloce, schippiamo. Corri, soldato, corri. Oh, ma comunque, raga, sparare senza mira mi sa che fa più male, qua è un casino, raga. Dammi le bendi, i colpi. Questi non avevano un cazzo. Non so, un kit medico. Ah, è qua il nascondiglio. Guardalo qui. Vedete, l'abbiamo trovata alla fine? Bisogna vedere se è più forte. Allora, noi abbiamo tutte queste statistiche. Minchia, raga, a parte la lacerazione è OP. Abbiamo tipo una tuta hazmat. Peccato che non cambia, vedete? Io ho i guanti qua, non c'è, cioè non cambia, diciamo, quello che vediamo noi, quel che possiamo vedere, insomma. Ok, siamo al bar, raga, vendiamo la nostra tuta, tra l'altro tuta del fantasma. E dai, entra, dai. Oh, che cazzo mi punti l'arma? Guarda, ti freddo. Non puoi entrare. Ti avvicini, che se no non posso parlare con te, strozzo. Grazie. Allora, Marchiato, hai recuperato i... Allora, stai zitto un attimo. Tieni questa, che la vendo. Sei pronto per andare? Aprirci un passaggio verso nord, vai. Hai recuperato il prototipo protettivo, quindi sarai al sicuro dalle emissioni. Ho le coordinate del bunker. Non dimenticare che il prototipo non ti proteggerà per sempre. Quindi dovrai arrivare al bunker il prima possibile e spegnere il bruciacervella. Il bruciacervella. Non so cosa accadrà dopo, ma sono sicuro che ne varrà la pena. Non Va devi bene. fare altro che entrare nel bunker sotto le antenne e spegnerle. Ci stai? Va bene, tutto chiaro. Voglio sapere una cosa. Cosa sai a proposito di Strelok? Vediamo cosa ci dice. Ah no, è la stessa cosa che ci diceva. Va bene. Allora, quindi abbiamo un'altra missione dove dobbiamo entrare appunto in un Minchia quanto mi tenta a freddare quello.
Abbiamo quindi un'altra missione dove dobbiamo entrare in questo bunker e disattivare un altro esperimento, il bruciacervella. E forse sarà una cosa simile a quella che abbiamo fatto appunto nell'episodio precedente. Abbiamo disattivato quelle altre emissioni del laboratorio X16. Allora, dobbiamo al solito prendere questa strada di qui. Queste sono le scalinate della morte, raga, dove c'era quello che mi bloccava. Comunque ho un dubbio, raga, dato che il fantasma l'abbiamo trovato, ce l'ho ancora questa missione? Uccidi Strelok, uccidi lo Stalker. No, non ce l'ho più infatti quella del fantasma. Ma chi cazzo è che spara? Oh. Oddio, buon uomo. Si calmi. Si calmi, si calmi. Troviamo una soluzione. Minchia. Dio mio, ma è incazzato con la vita questo. Aspetta, sono neutrali. Abbassiamo l'arma. Buon uomo. Vengo in pace. Scusami. Posso parlare? No. Oddio, li stanno freddando. Mastica. Oddio. Ma chi cazzo è? Sai che ti dico? Ma vada a cagare. Vada a cagare che fra un po' esplodete e manco lo sapete. E poi in caso quando li troveremo morti, ragazzi, lo andiamo a lottare. Guardate qua, c'è una piccola fattoria. C'è musica con la chitarra. C'è gente. Guardate, ragazzi, se cambio arma cala la minazzi, cala un cazzo. Ok, fatto uno. No, no. Mamma mia, raga, fanno malissimo, eh. Mamma mia, raga, sciolgono. Qua c'è un nascondino ma non c'è niente. Mamma mia di radiazioni che sto prendendo. Ma ho una super resistenza tipo alle radiazioni, guardate. Vedi, proiettili 20%. Cioè è forte in tutto ma non nel combattimento sta roba. Dovevo immaginarlo. Proviamo ad abbassare le armi, raga, che qua c'è gente. Buongiorno, buon uomo. Questa è molto più bella, sembra antiradiazioni. Che cosa ti ha portato fin qui? Che cosa c'è che non va in questo posto? Solo il diavolo sa cosa sta succedendo qui. Uccidi i succhiasangue, raga. Questo mi ha dato una missione. Ah, devo già fare rapporto. Ma allora li ho già uccisi, sti succhiasangue, può essere? Niente, niente, non posso fare un cazzo con loro. Bene, va bene. Missioni, dov'è? Raggiungi le antenne. Abbiamo tante missioni secondarie. Magari dopo questo episodio, raga, io me le faccio un po' per conto mio. Provo a morire male. Mamma mia quanto danno ci fanno le cose, raga. Abbiamo effetto lacerazione e proiettili che fa cagare con questa tuta. Comunque ho notato che le radiazioni sono alte quando siamo in punti sopraelevati. Vabbè, non c'è niente. Qui andiamo. Sparati un kit medico, per cortesia. Ma io non devo andare nemmeno qui. Ma andate a cagare. È qui che devo andare. Devo parlare con lui. Buon uomo. Sempre col cappuccio, non cambiate. Arrivi giusto in tempo. Stiamo respingendo quei coglioni dei Monolith. Alla prossima ondata sta per arrivare. Che tu ci creda o no, il nostro ultimo cecchino è stato appena abbattuto. Ci puoi aiutare? Ti preghiamo. Ah, ok. Vai, vai. Aiutiamo, raga, questi qui a resistere. Gli hanno fottuto il cecchino. Li hanno fottuto. Cioè, no, li hanno fottuto. Hanno abbattuto il cecchino. Ma dove cazzo l'hanno abbattuto sto cecchino? Mi prendo l'arma. Dove cazzo stai andando, buon uomo? Dove? Da dove? Sì, ma non li vedo. Con chi state sparando? Che cacciave? Sì, ma non ti incazzare, non vedo. Non li vedo. Ok. Stiamo morendo. Ok. Mamma, quest'arma è una bestia, raga. Meno male. Guarda lì quanta gente. Ti tirei grenade. Li abbiamo freddati? Mi sa di sì. Speriamo di trovare una tuta, raga. In teoria ne rimane uno, che sarebbe quello, che non riesco a prendere. No, ne arrivano altri. Madonna mia. Grenade! Dai, non si fa un cazzo. Mamma mia, raga, ma fanno malissimo con sta tuta. Ogni colpo che mi arriva, raga, mi scioglie. Un altro ancora. Oh, insomma, mi dava missione completata, raga, ma ce ne sono ancora. Luttiamoli, raga, come se non ci fosse un domani. Dammi quest'arma. Dammi tutto, dammi il kerosene. È un asval, raga, è un asval. Mamma mia, se fai cagare. Allora, raga, fondamentalmente non sembra male quest'arma, senza considerare il fatto che è già silenziata. Il problema di quest'arma saranno sicuramente i colpi, perché non sono... Oh, l'abbiamo trovata. Questa costava un sacco di soldi. Il 5,56. Vedi, questa è super precisa. Pure il mirino, guarda qua. Non abbiamo però per niente i colpi di quest'arma, raga. Quindi per il momento mi sa che dobbiamo lasciarla.
Ehi amico, mi potresti dare un kit? Certo, prendi il kit. Grazie mille. Che posto è questo? Va bene, cosa c'è dall'altra parte? Solo la morte. Perfetto, perché difendete? Altrimenti chi lo farebbe? I duty, quando si tratta di eliminare i mostri e gli stalker indesiderati, sono il massimo. Dammi il kit medico. Cioè, me lo ricompro, raga, proprio da infame. Grazie. Ok, ma adesso che ho parlato con lui... Oh, perfetto, missione completata. Abbiamo aiutato... Grazie. Mi ha dato 2700. Ma vai a cagare, ci vediamo. Oh, ma io sento uno parlare, raga. E tra l'altro loro sono diventati alleati. Oddio, forse, raga, forse c'è qualcuno su quella capanna, eh? Cioè, su quella baracca lì. Oddio. Ma cos'è, un campo minato? Buon uomo, possiamo parlarne? Possiamo sicuramente trovare un accordo. Non faccia cose di cui si... Io gliel'ho detto. Cosa aveva? Chiavetta dello stalker pazzo. Una tuta, raga, aspettate. Questa cos'è? Tuta vento di lib? Ma guarda, me la metto perché almeno mi protegge. Il problema è che sono ora troppo pesante. Anzi no, sai che ti dico? Butto questa qui, raga, che abbiamo sempre usato. E la svallo, onestamente io me lo prenderei. Perché comunque è silenziato, raga. Basta semplicemente che troviamo i colpi o li compriamo. Nel peggiore dei casi. Nel frattempo ci sono dei cazzo di porci. Io risparmierei i colpi. Abbiamo un sacco di colpi per la pistola. Vieni qua, cinghialozzo di merda. No, no, sono incazzati con la vita, raga. Sono incazzati con la vita. Aia, aspetta. Troviamo una no, sono morto. È finita. Dai, veloce, aiuto. Oddio, sono safe. Allora, adesso che abbiamo completato la missione, rimettiamoci questa qui di raggiungere le antenne. Così abbiamo il ping e dobbiamo andare proprio nella direzione che loro stavano difendendo, dopo la barriera. E loro ci dicevano che dopo questa barriera troveremo solo la morte. Sarà così? Vediamo. Tra l'altro noi siamo pesanti, raga. Molto pesanti. Io sono molto indeciso sull'assalto da usare, onestamente. Ho buttato il mio, speriamo di non pentirmene. Più che altro che non abbiamo i colpi, a me preoccupa questo. Ce la dobbiamo fare solo con la pistola, guardate qua, raga. E poi comunque, raga, dal filmato che abbiamo visto nell'episodio precedente, c'era tipo una fabbrica, un'industria. Penso sia lì che è il nostro obiettivo principale. Qua mi sto prendendo comunque un sacco di radiazioni, ma proprio tante. Il problema è che c'è gente lì che io proverei... Guardalo lì! Minchia, nemmeno uno mi sa che ne ho fatto. Buon uomo. Oddio, ma che cazzo hanno questi qui? Sono velocissimi, raga, come si muovono. Li ho fatti? No, guardalo lì. Il bastardo nascosto. Allora, che armi hai tu? Allora, loro utilizzano questo caricatore qui. Minchia, mi tenta un sacco prendere l'arma. Beh, sai che male che avevo il pompa. Però loro, se utilizzano questo, vedi, io avrei i colpi di quest'arma. Facciamo una cosa, raga, buttiamo questa tuta che pesa. Così siamo a posto. Ok, in teoria, raga, siamo... ma oddio, è la stessa arma? Sì, però col mirino. Perfetto, abbiamo preso l'arma col mirino. Raga, questa non ce la togliamo, dai, che è buona. Condizioni... Dai, sopra la media. Ce n'è un altro? Vedete, il colpo non va proprio a segno, però ha dei bei danni, raga. Guardate l'atmosfera, raga, del gioco, il tempo, i tuoni. Questa sensazione. Ma che arma aveva quello lì, raga? Aveva un suono strano. Fammi andare a vedere. Questa sensazione comunque, dicevo, di essere sempre nella merda. Ah no, aveva il pompa. Dammi le cartucce che noi lo usiamo. Che andiamo avanti. Qua c'era il buon uomo lì sulla torretta. Non ci credo, raga. L'ho visto. C'è un cazzo di cecchino. Madonna, le radiazioni mi stanno mangiando vivo. C'è una tuta. No, sono troppo pesante. Sta tuta è più forte, eh? Aspettate un attimo, raga. Salvataggio. Allora, raga, abbiamo il cazzo di cecchino. Perdonatemi, io butto il fucile a pompa. Butto questo assalto. Questo perché abbiamo troppi colpi. Che calibro utilizza questo qui? Usa il 5,56. Questo è 5,45. 5,56. 5,45. Pazienza, raga, abbiamo dovuto buttare un po' di roba. No, ho buttato pure il cecchino. Che cazzo fai? Ora siamo troppo pesanti. Però volevo provarlo. Abbiamo solo 3 colpi. Non riesco a vedere dov'è. E non so perché non corro. Saranno le radiazioni. C'è una cosa, bevo una vodka. Bevi una vodka così abbiamo la resistenza. Stiamo morendo. Sono altissime le radiazioni, raga. Ecco perché non camminiamo. Dio mio.
Oddio. Bellissimo. Sono ubriaco. Finito i colpi. Via, 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 via. Dai che sono. Oddio mio. No. Un branco di bestie. Oddio, ma scompaio. Non me lo dire che... Ma è l'effetto dell'alcol, dite? Cazzo sto vedendo? Perché scompaiono? Ma perché scompaiono? Guarda, vai via, che qua le radiazioni fanno brutti scherzi. C'è un elicottero. Mi inseguono ancora. Non so manco se è giusta la strada, ma penso di sì. Che posto di merda. Ci vuole una di quelle tute, raga, mi sa. No, di nuovo radiazioni. Raga, qua c'è una struttura. Magari è di qui. Ma io mi ricordo questa struttura. Ma... Perdonami, Come si ingrandisce la mappa? Dio mio, non vedo un cazzo. Non vedo. Che mappa di merda. Non funzionano i tasti. Meno, più, è sempre quello. Oh, ok, vaffanculo, devo cliccare. Allora, aspetta che ora non vedo niente. Noi dove siamo? Noi dobbiamo andare... Mamma mia, proprio fatta col culo sta mappa. 300 metri di lì. Ma come cazzo entro qua? Dimmi che di qua si può entrare, buon uomo. Oddio. Ah, il bazooka, raga, l'ho visto. Questo è il bazooka. Fai un salvataggio, non si sa mai. Ok, penso sia morto. Stiamo freddando tutti. Una strage. Minchia, ma c'è una alla torretta che non l'avevo visto. Chissà se questo qui aveva il cecchino. Magari possiamo riprenderci i colpi. Pieno di radiazioni, c'è di tutto qua. 5,56, mi servono. Sono convulsioni. Ah, è un altro cecchino, mi sa, Dammi i colpi intanto. Che spara il 7,70. Allora questo qui lo butto. No, questo è il dragono, raga, è tanta roba. Però questo qui mi sa di migliore. Vediamo. E a parte che sembra silenziato. Mamma mia, raga, il gioco si fa figo, cazzo. Guardate qua, raga, che strada di merda. Pieno di anomalie, radiazioni, c'è il panico. Noi che non abbiamo tutti sti colpi, per incontro uno shop, raga, devo prendermi tutto. Dovremmo usare, mi sa, un po' di cibo, raga, per spammarci così, oltre a toglierci il peso. Ce le togliamo un po' dall'inventario, ne abbiamo un po' troppo cibo. Andiamo avanti, raga, di tanto in tanto un salvataggino. Oh no. Oddio, mamma mia, mi sono cagato. Imboscata. Veloce, prova a skippare. Veloce. Calma. Ce l'abbiamo fatta. Salvataggio. Mamma mia. Veloce. Skippa. Zona pericolosissima. No. Aia. Kit. Mamma mia. Siamo dei cazzo di fenomeni però, vabbè, una strage, raga. Ma che cazzo abbiamo fatto? Prendi il kit medico. Non abbiamo più kit medici, raga. Ah, corpon de corna, guardalo lì. Stiamo finendo i proiettili. Madonna mia. Io devo passare di qui. È pericolosissimissimo. Mangiamo un po' di pane. Pure la salsiccia dietetica. Oddio mio, pieno di gente, di pericoli. Barili che si spostano completamente a cazzo. Per pezzo siamo messi bene. Queste cosa sono? Colpi per la pistola che non ne abbiamo. Abbiamo 27 pistole. Oddio, perché? No, è una trappola. Minchia, questi sparano i barili. Guarda che intelligenti. Sì, kit medico, santa cosa, raga, santa cosa. Mamma mia, raga, il gioco si fa molto più difficile. Prendiamo tutto, stiamo arrivando. Che percorso abbiamo fatto? No. Facciamo fuori tutte quelle cose. Kit medici che sono tipo sacri. Andiamo avanti. Lì c'è un altro cecchino. Ok, facciamo fuori il cecchino. Qua il cecchino sono io, hai capito? Mamma mia, ma c'è gente ovunque, raga. Cos'è? Oddio. Allucinazioni. Sì, come cazzo si entra però in questo avamposto? Mamma mia, raga. Bellissimo. Ci stiamo... Ok. Dammi i colpi per cortesia, Aiuto, trova l'entrata del bunker, ci siamo però, aspetta. Salvataggino, mamma mia, pieno di gente. Lacerazione, radiazioni, anomalie, mostri, nemici, lampi, tuoni, panico, bestie, allucinazioni. Abbiamo tutto. Abbiamo solo 20 colpi, raga, e poi la prendiamo nel culo ufficiale. No, ho finito i colpi, raga, è finita. Qua ci sono delle tute. Tuta Monolith. Quella che abbiamo noi cos'è? Razza Duty. Possiamo sperare che è più forte. Boh, non saprei. Però in ogni caso è più danneggiata, quindi va bene. Dai, che cazzo, sono senza colpi.
Ci sono ste cose che mi attaccano pure, raga. Ste tipo allucinazioni. È da qui che dobbiamo andare, raga. Oddio. Vaffanculo. Disattiva la macchina. Signor... Maria. Ok. Shh, calma. Raga, non abbiamo alternative. Dobbiamo usare quello che abbiamo. Fa cagare, troppo cagare. A mali estremi, raga. Estremi rimedi. Veloce. Oddio. Ok. Devi morirci però, fratello. Oh, l'arma si è inceppata. Ma butta sta merda. Dammi questo. Quanti colpi abbiamo di 0. Ah no, ce ne abbiamo 2 colpi. Giusto un po'. Livello successivo. Signori, siamo entrati nel bunker. Bunker che però esploreremo nel prossimo episodio, ragazzuoli. Mi raccomando, ragazzuoli, di lasciare un bellissimo mi piace a questo video per supportare la serie. Il panico per arrivare qui. Pericoli di ogni tipo. Ma ce l'abbiamo fatta e l'importante è questo. Anche grazie ai salvataggi, così se muoio riprendo da lì. Quindi ringrazio ancora chi mi ha detto di premere F6. Signori, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Stalker. Un salutone, ciao belli.